Lui non era un immigrato illegale, aveva regolare permesso di soggiorno, ma ieri sera io poi post TG ho riflettuto per diversi minuti e mi ha colpito particolarmente quella frase del sindaco di Azzano Decimo Marco Puto che dice aspettavamo soltanto che commettesse un atto delittuoso nella speranza che non fosse troppo grave, riferimento ovviamente è alla morte, riferimento giustamente al 28enne del Burkina Faso. Domani ci sarà appunto il processo, sembra appunto che la reclusione sia al minimo, si sta anche cercando di valutare se ci sono i requisiti per mantenere quindi lo status quo, ovvero appunto il permesso di essere e di stare appunto nel suolo italiano. Raffaele Padrone, vice segretario nazionale della FSP Polizia, come deve reagire un'istituzione ma soprattutto una forza di polizia di fronte a certi episodi? Ben ritrovati, innanzitutto la premessa immediata nei confronti del collega ferito, pronta guarigione a lui e un bravo anche agli operatori che insieme a lui sono intervenuti e hanno evitato sicuramente il peggio. Come lei ha ricordato, anche io ieri ho ascoltato il sindaco di Azzano Decimo e non faccio altro che confermare ciò che ha detto. C'è un evento criminoso annunciato. Come io vado dicendo da questi teleschermi da tempo, ormai la situazione che c'è in città, che si respira nella nostra provincia, parliamo solo di quello che è la nostra provincia, perché mi piace ancora chiamare provincia di Pordenone, come diceva prima Monsignore, tra cui concordo appieno il suo parere, il suo discorso. Vedete, il problema qua è sia tecnico che politico e ogni volta ricado su questi due punti. Il tecnico perché se ieri il collega avesse avuto a disposizione questa benedetta arma che si sta provando, sperimentando, consegnando, parlo del taser, io le avevo mandato un filmato dove si vede l'efficienza di questo, l'efficacia di questo. L'avevamo già proposto. L'avevamo proposto, dove una sola poliziotta che veniva aggredita da una persona, tra l'altro in un locale americano, una poliziotta ha annientato, e vi garantisco con dei dolori nei confronti di questa persona, ha annientato fino all'arrivo dei rinforzi questo aggressore. Allora io dico, perché ogni volta dobbiamo arrivare a questi scontri di forza contro questi malviventi, contro questi delinquenti? Cioè, lì ieri il bilancio ieri è stato 4-1, ma dobbiamo arrivare ogni volta a vedere ma dobbiamo vedere ogni volta intervenire 4 persone contro una persona armata, grazie a Dio di coltello, per annientare questa persona. Ma è possibile che in ogni caso dovevano arrivare pattuglie da fuori, magari impegnate in cose forse meno gravi, ma sicuramente impegnate in altre cose, per annientare una persona con coltello in mano? Si spara questo ago elettrico, si scarica la persona a terra immediatamente, non ci si avvicina neppure alla persona che è a terra fino all'arrivo dei rinforzi, dove verrà menattato e portato prima al pronto soccorso e poi negli uffici e poi in carcere. E qui volevo arrivare, nel carcere dove dopo un processo, dopo una valutazione, ci deve però rimanere. Quindi ritorno sempre nel solito discorso, se in Italia ogni volta per provare un'arma ci vuole l'approvazione sanitaria, ci vuole la sperimentazione, poi ci vuole che sperimentiamolo nelle città più grandi, deve essere una cosa uniforme a tutte quante gli uffici di polizia, a tutti i comandi dell'Arma dei Carabinieri. Non perché si deve fare ancora cose che abbiamo dimenticato da anni, la questura di serie B, la questura di serie C, perché così era, così come era il questore di serie A, il questore di serie B. Hanno la stessa tipologia e tipologia di istruzione e di studio, cioè non capisco perché ancora dobbiamo analizzare le questure in base solo al numero di reati dove capitano le cose. E questo cosa comporta? Comporta che a Pordenone i carabinieri, la polizia, la Guardia di Finanza avranno l'arma fra 1 anno e mezzo, tempo che magari
e ci scappi anche il morto, mentre a Milano magari l'hanno già, ripeto, già da un mese e mezzo, 2 mesi che stanno utilizzando questa cosa. Bene. Quindi il problema è, primo, sicuramente tecnico per colpa del Dipartimento, perché queste cose non le percepisce, cioè è una cosa che noi abbiamo detto, non percepiva prima i protocolli di intervento, non percepiva che la distribuzione deve essere uniforme. Vi figurate che il cinturone che vedete adesso indosso ai nostri operatori quando escono in divisa è di colore nero. Bene, voi sapete quanto in Italia si è stato discusso per avere quel colore perché ci davano del fascista. Prima era bianco, se chi fa mente locale, adesso è in cordura nero, perché noi siamo i fascisti. Allora, se poi c'è la parte politica è quella nazionale, perché quella locale l'abbiamo risolta tra quest'ore, certo. Tra quest'ore che impone solamente un'ordinanza di un codice del 1931 e un sindaco che ha preso per mano la situazione di sicurezza, bene, quella nazionale ancora si discosta da quello che devono essere i fattori di sicurezza, garantire la sicurezza. Certo. Concludo dicendo che se tutto poi questo sistema tra istituzione e politica non viene orientato, non viene indirizzato su una giustizia particolare, è come un treno, se una di queste sbanda il treno derailla. Quindi di questi episodi attenzione, perché anche nella nostra città, dove ormai il numero di persone che non si sa perché sono a Pordenone o si sta pensando di cercare di capire se possono rimanerci, e questo ve lo garantisco, sarà difficile mandarlo via, perché poi iniziano la fase dei ricorsi, certo. E quando ci sono la fase di ricorsi, bene fanno gli avvocati per guadagnare, ma giustamente, però noi avremo sicuramente per le strade questo soggetto, perché non manca la certezza della pena e questo soggetto non sta in carcere. Bene. Questo è il problema. Grazie come sempre, grazie Raffaele Padrone, vice segretario nazionale della FSP Polizia. Classico appuntamento, ve l'avevamo ormai promesso, c'è Valentino Gregoris in collegamento telefonico, io lo definisco come sempre papà coraggio.